Io ho cercato di comporre una fiaba ideale per mia figlia e per tutti i bambini, una fiaba. E mi sono accorto della difficoltà nella quale viene a trovarsi un genitore oggi che voglia raccontare una fiaba al proprio figlio senza dover ricorrere ad una fiaba, alle fiabe tradizionali, cioè Capuccetto Rosso, Biancaneve, queste cose qua. Perché non si può più inventare, cioè è molto difficile, bisogna stare molto guardinghi nell'inventare, perché non si può più dire a un bambino di città oggi, per esempio, c'era una volta una mucca. E il cittadino dice, ma qual è una mucca? Perché l'ha mai visti, no? Cioè, no, non avete mai pensato, il bambino conosce i leoni, l'ha visti al parco Michelotti, ma la vacca l'ha mai vista, no? Così. Allora, poi dato che questi bambini poi sono pestano, vogliono sapere a tutti i costi, dice, ma che cosa... Un genitore per spiegare deve fare degli esempi e qui si copre di ridicolo, no? Proprio qua si copre, perché poi come si fa a spiegare a un bambino una mucca? Qual è una mucca? Ma la mucca è come un can, ma più grosso, no? Ha due corno, discorso un corno, guarda toppare in testa. No? Cioè, no, immaginiamo una città come Milano, non prendiamo Torino per non entrare nella polemica. Ecco, dunque Milano, ho questo biliardo così come pieno, non so, avete visto una panoramica di Milano dall'alto? È una cosa spaventosa, no? Se c'è un cane in Piazza Duomo che scappa a fare la pipì, se la fa addosso, perché il primo alberello che trova sono i bastioni di Porta Venezia, sono a 2 chilometri, una cosa spaventosa, no? Non c'è neanche una aiuola. Dunque immaginiamo una città come Milano, un bambino, spiegare a un bambino cos'è una collina, come si fa? Spelnei. Cosa è una collina? Ma è un barone, un baron alto, grosso, è come il grattacielo Pirelli, come si fa? Forse pensando a queste cose che i milanesi hanno fatto la montagnola, lo sapete, no, della montagnola? L'hanno gamalata tutta l'amnesia della città, l'hanno portata lì a San Siro, l'hanno mucchiata, un architetto molto intelligente l'ha ricoperta di muschio, ha fatto le stradine così, e i milanesi si esaltano la domenica, no? Che con la macchina va a punta della montagnola, col canucciale e il casco coloniale, guardo, sa vedo Milano marittima, no? Sì. Fiaba 2000. Vedrai bambina, conoscerai quei fiori che sono più alti delle case, quelle case con i tetti a punta che sai costruire solo tu. Vedrai l'arcobaleno con tutti i suoi colori e poi correremo dietro i monti dove si nascondono i tramonti, dove vive il grande mare blu. Ti porterò su una collina alta più di 7 piani, alzando un dito tu potrai toccare il cielo, un cielo azzurro come hai disegnato tu. Vedrai, vedrai bambina, tu correrai sui prati che saranno verdi e sconfinati, non come i giardini recintati con la guardia che ti dice no. Ti porterò in un paese dove tutti gli aquiloni son senza fini e si chiamano petti rossi, saranno amici e giocheranno insieme a noi. Vedrai, vedrai bambina, ti porterò nel sole, sopra le mie spalle in mezzo al grano, tu mi guiderai mio capitano e la nostra vela salverà. Dormi ora, dormi, dormi amore, che nel suo letto di sudore si è assopita anche la città.